per cercare di evitare danni maggiori ai carri allegorici. Ripeto, ancora non sappiamo se questa sfilata di oggi si potrà o meno fare, sembra che all'orizzonte ci sia una schiarita, auguriamoci che la schiarita possa arrivare anche a questo punto, qui dove siamo noi, su Sciacca, e in questo momento in effetti non piove più, cade soltanto qualche piccola goccia, quindi è probabile che se per qualche minuto continui questa situazione la sfilata di oggi si farà, almeno dovrebbero decidere così. Nel caso in cui non si dovesse partire per questa sfilata di oggi, la seconda giornata verrà spostata a domani e ci saranno domani le recite degli ultimi 7 carri e si concluderà domani così il carnevale con una giornata in meno. Ecco, come al solito il parere di Onofre Augello, su cui ricade buona parte della responsabilità di questo corteo. Si parte o non si parte? Vediamo un po' tra una decina di minuti, se il tempo pare che si sta allargando, vediamo di organizzare per la partenza. Ecco, quindi ci sono delle buone speranze, pensiamo di partire per le 4:30, forse potremmo anche farcela, quindi con un'ora e mezza di ritardo potremmo partire. Intanto va elogiata indubbiamente tutta questa gente, tutti i carristi vanno elogiati, tutti i ragazzi che sono in costume, perché veramente fa un gran freddo e piove, insomma ci sono delle condizioni meteorologiche veramente proibitive. Comunque auguriamoci che tutto vada bene, ci sentiamo fra qualche minuto. C'è dove si intervistato. Buon pomeriggio a tutti dal Carnevale di Sciacca 1984, penultima giornata di questo carnevale, una penultima giornata molto sofferta che ha lasciato tutti incerti sulle sorti di questa sfilata di oggi, quantomeno fino a qualche minuto fa. Abbiamo fatto una registrazione qualche minuto fa e ancora c'era una notevole incertezza sul fatto che si potesse partire o meno per questa sfilata di oggi. Inizia la sfilata ufficiale del Carnevale di Sciacca. Tutti i gruppi e 14 carri allegorici onorano il Carnevale di Sciacca. Oggi si conclude, peccato il brutto tempo che minaccia la più grande festa di Sciacca, la festa più popolare e più tradizionale. Noi siamo al terzo carro con l'Italia italiana, quindi ti prego di registrare il copione allegorico e satirico del nostro carro in salata all'italiana. Auguri e sempre pronti con Teleradio Sciacca. Grazie anche a questa spazzolata gratuita fattaci dal professore Baldassano. E a proposito di questi interventi, ecco il solito gruppo della Vedova Allegra, sempre molto simpatici.
Volevamo soltanto fare una piccolissima puntualizzazione sulla scelta tecnica della nostra emittente televisiva. Abbiamo pensato di dare una panoramica completa ma anche veloce di quello che è il Carnevale di Sciacca 1984. Ecco le danze, i valzer della Vedova Allegra. Ecco il gruppo dei soldati inglesi che fanno rullare i loro tamburi di latta, mentre intanto si è formato anche il gruppo di Colombina, le due superpotenze Unione Sovietica e Stati Uniti d'America, mentre di canzoni sovietiche e di canzoni americane. Ecco, i balli servono anche a fare riscaldare questi ragazzi che altrimenti sarebbero costretti a sopportare un gran freddo, che comunque per fortuna non raggiunge i livelli di ieri. I carri che oggi sfileranno sono un mare di guai: gli Angeli della Pace, Insalata all'italiana, Olavao la Spacca, premiatissima 84, Lotteria di Carnevale, Falla come vuoi, sempre Cucuzza, Lo Scarpuni, e poi ancora Tutti tirano pista seggia, Facciamoci largo alle Babbaluci, Le due facce della medaglia, Lo Cantastorie, L'Italia selvaggia, Ma dov'è questa crisi, e poi infine Lo Munno è un circo. Ieri sera hanno recitato 7 carri il loro copione in piazza Scandaliato, e i carri che hanno recitato il copione sono stati gli ultimi 7. Non possiamo fare altro che sperare nella clemenza del tempo. Gli altri 7 carri, e cioè un mare di guai, gli Angeli della Pace, Insalata all'italiana, Olavao la Spacca, premiatissima 84, Lotteria di Carnevale, Falla come vuoi, sempre Cucuzza, e poi infine Lo Scarpone che chiuderà con il suo testo recitato il Carnevale di Sciacca 1984. Dopodiché ci sarà da aspettare le decisioni delle giurie. La prima giuria è quella che deciderà, quella nominata dall'Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo, che dovrà decidere se i carri presentati sono carri da essere ammessi alla prima categoria o alla seconda categoria, cioè alla Serie A o alla Serie B, come abbiamo detto già in altre occasioni, mentre poi ci sarà una giuria formata dal Comune, è formata da esperti nominati dal Comune, esperti che sono venuti da fuori, che non sono di Sciacca, e che stabiliranno la graduatoria dei carri allegorici del Carnevale di Sciacca, in base alla quale poi ci sarà questa premiazione di questo concorso per i carri allegorici, un concorso al quale tutti i carristi di Sciacca tengono in maniera particolare. Tecnica di ripresa che ieri ha riscosso notevole successo, quindi continuiamo ad entrare dentro il Carnevale, entriamo dentro ai gruppi, andiamo accanto ai carri per farveli vivere ancora più da vicino. Già formato, moltissimi mancano, i gruppi non sono completi, quindi purtroppo è una documentazione non completamente esatta
non completa, necessariamente incompleta, e ci soffermiamo ancora su Vando Osiris perché è molto simpatico questo gruppo. Vi parlerò d'amore, adesso ci fanno ascoltare Sentimentale, tutto il repertorio della bandissima nazionale. Andiamo al gruppo dell'ONU questa volta. Anche qui, come vedete dai primi piani che mi manda il nostro operatore, i costumi sono molto ben curati, molto ben fatti. Veramente da rimarcare l'ottimo livello tecnico raggiunto quest'anno dal Carnevale, sia per quanto riguarda la costruzione dei carri che per quanto riguarda la cura data ai costumi. Ecco, adesso vediamo di avvicinarci un pochino a questo gruppo. Iniziativa comunale. È un carro nel quale fa spicco un grosso pupazzo che è l'immagine veramente eccezionalmente fatta bene del sindaco di Sciacca Allegro, che è stato rappresentato anche con la sua pipa in bocca. Ecco, vedete il sindaco Allegro, grande pupazzo di questo carro centrale, e non ce ne voglia per questa battuta. Gli hanno messo in bocca anche una pipa che si accende e si spegne. Ecco, è questo carro che qui ferma alla nostra sinistra che sta facendo posto, è il carro ma dov'è questa crisi, ma non è il suo turno di partire, quindi sta facendo posto al secondo carro che è stato sorteggiato. Facciamo largo all'Alibaba Luci, che è quello che in lontananza adesso si sta muovendo, ed è il carro nel quale fa spicco di sé un gigantesco primo ministro, presidente del Consiglio Bettino Craxi, con un simpaticissimo Pertini in basso in primo piano, con la solita immancabile pipa in bocca. Ecco il carro di Alibaba, il carro dei fratelli Soldano, dei ceramisti Soldano, che si immette in corteo. Preceduto ovviamente dal gruppo, il carro, dal gruppo coreografico. Ci sono purtroppo delle difficoltà tecniche per la realizzazione di questo sorpasso, che è estremamente difficoltoso. Ecco Alibaba, costruttore Fratelli Soldano, un carro costruito con la collaborazione di Nino Puleo, Accursio Catanzaro, Pippo Russo, Pippo Ricevuto,
con l'inno del maestro Pietro Soldano e sul quale si trova un nostro simpaticissimo collaboratore che presta la sua opera. Facevici Rad Alibab Marusi, costruttori del carro, ceramisti Fratelli Soldano. Forza! Ecco, il carro dovrebbe adesso cominciare a sfilare. Ci passa avanti mentre l'operatore Piero Mazzocchio vi offre dei primi piani di questo simpatico carro. Vorrei ricordare ancora i componenti di questa equipe tecnica che vi sta offrendo queste immagini del Carnevale di Sciacca 1984 e che è formata dall'operatore di ripresa Piero Mazzocchio, che lavora con la collaborazione di Nucci Piro, Michele Sclafani e Totò Torregrossa. Ecco, andiamo ancora dentro e vediamo di entrare ancora una volta nel corteo, questa volta nel corteo delle maschere, con le sue due facce della medaglia. Spinello, Vincenzo e Piero Bono. Il copione è Lino e di Giulio Di Matteo. Sovietici, di cosacchi o cantastorie, nel quale fa spicco un altro personaggio del Carnevale di Sciacca, Giovanni Chiarello, uno degli animatori del Carnevale di Sciacca. Vi auguro a tutti buon Carnevale! Ecco, auguri di buon Carnevale, molto meno di quanti erano ieri, ma purtroppo il maltempo, la pioggia, sì, la paura anche di prendere freddo, credo che abbia il sopravvento sulla voglia di divertirsi. Qualcuno non ha resistito, è rimasto a casa. Ecco la coreografia
come vedete i tamburini, mentre il mazziere della banda si agita. Ed ecco la coreografia, adesso passa invece alla banda tutta di giallo. Ed ecco simpaticissime le ragazze con i piatti cinesi, gli equilibristi e i giocolieri. Sono immagini che già vi abbiamo mostrato, ecco, mentre i cavallini ci fanno vedere una coreografia che per noi è nuova e che ancora non abbiamo avuto modo di vedere, mentre il cocchiere fa schioccare la sua frusta. Ecco che comincia il giro dei cavallini, molto simpatico. Corremo subito a scialà, na livare ca, e sono Ecco, a volte preferiamo lasciare le immagini senza alcun commento, perché credo che molte immagini si commentino da sole. Prego.
entriamo, come vi dicevamo prima, ci sono dei grossi problemi oggi per la formazione di questi gruppi, perché molta gente ha preferito non rischiare ed è rimasta a casa. Ecco, problemi dicevo legati al tempo, siamo costretti a darvi delle immagini un po' più affrettate di come in effetti meriterebbero, di come meriterebbero questi gruppi e questi carri. Ecco, ormai praticamente ci avviamo alla conclusione, gruppi ormai alla rinfusa. Ed eccoci in un mare di guai. In un mare di guai con Pippo Graffeo, che è l'autore dei testi di questo carro. Ecco, due parole. Siamo proprio in un mare di guai. Avrei preferito parlare di un altro tipo di mare, il nostro mare, quello che ci rende poeti, che ci fa diventare poeti. Però in questo momento in Italia, nella nostra società, a Sciacca stesso, non si sente parlare di un mare di guai. Un mare di guai e questo mi ha ispirato. E con tutti gli altri ragazzi che lavorano per mesi per regalarci questa bellissima festa. Ok, allora continuiamo ad andare avanti. Ecco ancora altri primi piani che la nostra camera vi offre. A me figlio ci ha portato, il rammara ci piace, lo bagno sa fa, ci accattave lo costume, pare che non risuonano, tu sei pronto per Natale, ni sto mare, osciala. Quest'uomo scriveva queste bellissime parole, un mare di guai nel 1980.